Amici miei, quanto tempo. Abbiamo un messaggio anche agli altri due amichetti. Vittorio Cecchinato, Rudy De Paoli, come va? Ho fatto un girettino a vedere come va. Quanti siete? Fatemi sapere qua, scrivetemi, perché sennò io non so chi c'è in diretta. Vedo solo vedo solo se mi scrivete sindaco. Quale onore. Ieri ho condiviso la tua diretta, Diego, e ho scritto il mio sindaco è differente, cazzo, perché Diego Ruzza, ragazzi, sindaco di Zevi, lo stanno seguendo in tutta Verona. Come spiega lui di PCM, no, non li spiega nessuno. Mascherina no a barbetta, quella è top. E giustamente, come ricordava nel comunicato di ieri il sindaco qua del mio paese, dobbiamo abituarci quando usciamo, chiavi, cellulare e mascherina. Cioè, c'è un cazzo da fare così. Adesso una sera vediamo se vuole venire con noi. Comunque è super seguito. Allora, ho fatto un giro così al volo per farvi un salutino, per ricordarvi tra l'altro che facciamo 2 direttone mega e sto mandando un messaggio anche qua ai miei amici se vogliono venire a fare un giro anche loro. Aspetta che li scrivo, Allora, se volete fare un salto, c'ho la tastiera, cazzo che... Sono in diretta. Sabato e domenica dalle 19 alle 20 facciamo due dirette, una sabato e una domenica dalle 19 alle 20, belle toste, e facciamo un saggio, diciamo, di tutto quello che abbiamo fatto in questo periodo. Dunque, ciao Figo, t'ho salutato Diego, hai visto? Ti ho fatto anche... Sì. E allora, ma adesso magari organizziamo sabato o domenica, facciamo venire in diretta anche Diego Ruzza, sindaco di Zevio, super seguito in tutta la provincia, con le sue dirette mondiali, ragazzi, veramente. Anche c'è arrivato anche il Beppino. Ehi là, ma fai? Uè! Guarda che non ti sento però. Non ho le Senti cuffie. adesso. Guarda le cuffie. Io non ho le cuffie, non ho le Chi è? ciuffie. Non ho le ciuffie originali o quello di dietro le camioncino. Come la che ti sento solo da una reccia. Perché sto parlando solo verso destra. Che sono rivolto a destra. Mi preoccupo che non siano rotte le cuffie. Mi senti solo a destra. Allora, fammi vedere chi c'è qua, che ho fatto un giro così al volo. Comunque lascia pensare che un sindaco che ha 500 persone tra gli amici in diretta faccia 1000 persone di audience e noi che ne abbiamo 40.000 solo 30, cioè non vergognarti. È seguitissimo anche, ma anche tu lo segui, no? Ed è più bravo di noi anche a parlare, cioè, Sì, è il top. No, ma lui, a me piace perché lui te la spiega, papale, com'è, capisci? Ma anche tu lo segui, no? Mi sembra, da Villafranca. Sì, ma sostanzialmente perché dopo il discorso di Conte non avevo capito se potevo andare a trombare o no.
Quindi ho detto, Esatto, speriamo che Diego mi dia delle buone notizie. esatto, esatto. Nel Diego, frattempo, Diego, Diego, ti seguono tutti, cazzarola, non c'è niente da fare, bravo. Ma adesso dai, gli domando se magari sabato o domenica vuole venire a fare un giro in diretta con noi, sì, sì, dai. così, così, vai, vai. Allora, Antonio Urbana, Mirko, Mirko, no, Mirko mi ha scritto che oggi è andato al mare, cazzarola. Mirko chi? Ah, Mirko quello di di... Lecce. Poi vediamo chi c'è qua. Master M, Michele Comparin. Michele Comparin. Che è molto sui cazzi nostri oggi proprio, perché tanto... Ma era qua che stavo... Veronica, Veronica Fiabane, Barbara Piccoli, Vittorio Cecchinato, tutto bene a te? Sì, Master M, Michele Comparini, Erika Piazzola, Erika, grandissima. Oggi giornata da mare, Miriam Mazzi, Maria Gobbi, Lorenzo B, solo un saluto devo andare, ciao, ciao Lorenzo, Sabrina Vesentini, ciao Sabri, Luca, Mauro, ciao, mi siete mancati. Io c'è stato qualche sera che ho detto, io so cosa sto bevendo. Mamma mia. Erano in offerta, cazzo. Cioè, sono in crisi anche questi, per questa storia qua. Te le tiravano dietro. Infatti avevo comprato delle altre birre, ho detto no, ma vaffanculo, le sono buone. Ma anch'io E l'ho bevuta e ho buonissime, cominciato così a buone. starnutire. Avevo tossire. Esatto. Fammi vedere qua, Stefania Morbioli. Ciao Stefi. Luca, che bello rivederti. Michelina, ciao Michela. Vittorio Cecchinato, sempre lui. Celestino from San Cassiano. Sono tutti tranquilli giù, non ci sono casi. Sono un po' preoccupati per l'arrivo di quelli da... Però no, noi veniamo tamponati, se veniamo. No, Se ci spostiamo a sud, veniamo tamponati. Agostino Valbusa, Luca Reine, Nicola Palmari, Vittorio, Lisa, Lambertini. Mm. Diego dice solo se sei affetto stabile. Sì. Per quanto mi... No, nella Ma diretta io ho detto non venite a domandarmi cosa si intende per affetto stabile, perché effettivamente no. sì, diciamo, è abbastanza stabile perché da un anno che sono suo cliente. Quindi Esatto. ciò non, cioè sono 50 euro al colpo, però tutto con la mascherina, Diego, senza... Ah, no, 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 ma io intendo in diretta con noi, ma sempre via streaming, noi facciamo tutte le cose. No, sarebbe il top adesso finita la diretta che togliamo un pannello e noi siamo realmente tutti e tre insieme. Abbiamo camuffato la Perché era, cosa. era una delle cose che avevamo pensato, perché quando faremo la diretta una volta alla settimana, se la faremo, adesso ci organizzeremo dagli studi, non volevamo dirvi niente, però l'idea era proprio quella di andare uno in tre stanze diverse per far credere che siamo in tre posti diversi, poi tipo uno dei tre dice la cazzata, arriva quell'altro, piglia schiaffoni l'altro e se ne ritorna a posto suo. Esatto. Allora, fammi leggere qua un po'. Ma Ciao scusate, Damiano, ciao Giuseppe, ciao Mauro. Scusa un attimo, da voi piove? Sì, qua ha piovuto. niente. Io sono andato a fare la spesa, ho detto ma sì, dai, vado in bicicletta. E sono uscito e ha smesso di piovere, sono arrivato a casa e ha cominciato a piovere, un culo della Madonna. Il contrario di Fantozzi, quindi. Ma Ascolta, veramente, oh. ma non ti vergogni del video che hai fatto, quello con tutti quei filtri lì di TikTok? Ma Mi sono Marco tuo figlio che divertito. ha 9 anni fa ste robe. Ma mi sono divertito. E qua c'è Geremia Andrea che ti saluta. Geremia Andrea ti saluta. So chi Ah, sei. ciao Andrea. Oh, ciao, sono Andrea, andai in Calabria a vedere se è vera che i bar e verti. Ho sentito, cazzo, ma veramente in Calabria hanno aperto tutto, bar, ristoranti. Oh, sì? Sì, sì, la presidente della regione ha detto apriamo tutto. Beati Ma loro. ci mancano i meme di Conte, ci dice Michela, eh. Basta. Alessandro Perché Morarivis, ciao. tengo a precisare una cosa, non è che abbiamo usato Conte come simbolo, ma non è che prendono in giro Conte, prendono in giro tutta la situazione. Perché io Sì, beh. riflettevo una roba,
siamo lì tutti che diciamo su a Conte, ma perché c'è Conte al governo, tanto ci fosse stato Salvini, dicevi su a Salvini, c'era su Berlusconi, dicevi su, perché noi siamo così, non siamo mai contenti e dobbiamo trovare un modo di dirgli su. Però io riflettevo una roba, tu pensa a quel povero Cristo che in questo momento è Conte, ma potevi essere anche tu, potevo essere anch'io che ero come presidente del Consiglio, tu pensa che cazzo di responsabilità hai a gestire una situazione del genere? Sì, Pensa, vergine. e pensa giustamente, se lui dovesse ascoltare tutti, accontentare tutti, adesso chiaramente ci sono le aziende incazzate perché non possono lavorare, dice ok, apriamo le aziende, riparte il contagio e si incazzano quelli che invece hai fatto ammalare. Quindi, ma è quello il discorso, proteste, porto le chiavi, allora riapriamo. Cioè, io se fossi Conte direi, guarda, sapete cosa c'è? Andatevene a fanculo, riapriamo tutto, immunità di gregge, e chi si ammala, chi vuole stare a casa, stia a casa, fate quel cazzo che volete, basta. C'era un meme di Conte, e apro le aziende e mi incazzate per il contratto, no. Le aziende mi incazzate per vaffanculo e gestitevela voi. Io, guarda, non lo so, però vabbè. Silvia, non faccio polemiche, non vorrei tirarmi la zappa sui piedi. Silvia Savio sta lavorando. Sono stato molto generale, non è che dico ha ragione, ha torto. Nel senso, stavo solo immaginando, minchia, però prova a essere tu in una situazione dove devi gestire una cosa del genere. Poi chiaramente, no, è assurdo. Chiaramente dopo c'è chi dice la sua, ma io vabbè. Fammi salutare un po', guarda, Maria Massagrande, Federico Tacconi, potente, Lotto, Alessandro Morabis, Luca Rizzi ogni tanto, adesso ho visto Facebook, ha aperto le stanze, mi si è infilato Luca Rizzi l'altro giorno. Ciao ragazzi, siete dei grandi da Mantova, Marco Simeoni, grazie anche a te, Simone Storti, i meme di Zaia, potremmo fare i meme di Zaia effettivamente. Ne avevo uno da fare. Mirko dice che vengono pagati molto bene per quella responsabilità, è vero anche quello. Guarda, lì non è mia intenzione aprire dibattiti, schierare, fare, anche perché... Federico Tacconi concorda in pieno con voi, vedi? Guglielmo Santoro, buongiorno ragazzi, Luca, dov'è Gigi? Ma gli ho mandato l'invito, adesso vediamo, Gigi lavora, è uno che lavora. E qua ci volevo fare il meme, quello delle canzoni, Umberto Balsamo, Fit Conte, Zaia, Conte, Zaia. Qua Simone dice dovrebbero ok chiudere, ma assistere quelli che hanno partita IVA e cassa integrazione. Ma io guarda, io ti giuro, non ho mai capito. No, ma io non ho mai capito una cosa, cioè tu prendi e dai 600 euro tutte le partite IVA, tutte. E anche chi fa mascherine, cazzo, hai visto? C'erano 30 notai, hanno fatto la domanda. Cioè, 30 notai? Sì, in tutta Italia hanno fatto la domanda per le 600 euro. Notaio per le 600 euro per farti una firma, capito? Cioè, dovevano fare un po' di selezione, tu stai lavorando, no? Che settore sei? Ristorazione, te le prendi, tu che lavoro fai? Sono rappresentante, cosa vendi? Mascherine, vaffanculo, cioè quello ti devo dare, stai guarda, avrei fatto una cosa più sensata del genere. Cos'hai? Un supermercato? Ma vai a cagare, cioè scusa. Tu sai, per esempio, un parrucchiere, sto periodo non sto lavorando, ok, allora ci sta. Comunque, ma ripeto ragazzi, è un discorso un attimo generale così a cuore leggero, non ci va di fare la polemica, anche perché siamo qua per ridere e scherzare. Quindi proprio per ridere e scherzare vi informo solamente che è appena arrivato un messaggio con scritto sti cazzi, sto tornando dal lavoro. Chi è? Ah, Gigi. Gigi. Qua c'è Guglielmo Santoro che dice dove sono i 600 euro. Guarda Guglielmo, a me sono arrivati e anche al mio amichetto qua a fianco. Tutti e due ci sono arrivati. E il giorno stesso... No, a te non ti sono arrivati i 600? Sì. Ma secondo me perché vanno di priorità non di emergenza, ma di chi ha la partita IVA ma non fa un cazzo, che è diverso, che faceva cazzo. Secondo me è quello. Ha detto Steve non fanno un cazzo. Dopo, voglio dire,
dicono che in Germania e negli altri paesi 1200, 1500. Dicono, ma le No, no, è notizie... vero, è vero. Io ho un amico ristoratore in Inghilterra, il secondo giorno del casino, si è trovato sul conto corrente, mi pare 5-6 mila sterline, che adesso il cambio Sul quanto sono, cambio, quanto sono 5 mila se non sterline? sbaglio, sono No, devo vederlo un attimo. Cambio lira sterline. mi pare che sia una sterlina, un pound sia 1,5 euro. Quindi è come Guarda, se lui cambio avesse lire. preso 7.500-8.000 euro. Sì. No, è bello che è mezz'ora che dico cambio lire. Cambio lì, sì, Sono magari. rimasto ancora alla lira io. Cambio euro. Lapsus Sterline. quotidiano. Cazzo, no, no, no. Veramente non me la dimentico la lira. Damiano Cambio euro Scalabrino, sterlina 0,87. Dunque, se gli hanno messo, vediamo, 5.000, dicono. Sì, sono quasi 6.000 euro. Me coglioni. Cioè, voglio dire. valgono così tanto. Mm. Ragazzi, ma guardiamo le cose belle, perché oggi in pausa mi sono potuto vedere l'allenatore nel pallone, l'1 e ieri sera il 2. No, perché non l'avevi mai visto? Certo, con No. tanto che ho ancora E.T. da guardare, i Goonies, che li devo ancora vedere come film, o meglio, io dico li devo ancora vedere come film, nel senso no che li ho visti, è che li ho visti che ero talmente piccolino che manco me li ricordo, cioè li devo riguardare per rimemorizzarli. Cos'è che c'è? No, sto leggendo un messaggio di Mirko, almeno Zaia si interessa, Emiliano in Puglia lasciamo stare. Ma perché cos'è che ha fatto Emiliano? Emiliano vuole riaprire, ragazzi, perché se qua non gli arrivano i turisti è nella merda, cioè, io ve lo dico. E chi se la Simone dimentica la Storti, lira? Simone Storti invece dice che l'allenatore nel pallone 1 è il migliore, ma anche secondo me, nel senso... Allora i remake o li fai subito, tipo quest'anno esce un C'è... film, l'anno prossimo esce il 2, dopo 20 anni, boh, non lo so, devi farli gran bene, però comunque ti dico che io più guardo Lino Banfi, più dico spero che non muoia mai, perché veramente perché È linetto, è Lino, linetto. eh? Sto vedendo un attimo, scusa un attimo che non ti Hai sento. una- No, ma perché mi va solo una cuffia? Fai un po', giralo. No, vorrei capire seduta stante se sono rotte le cuffie e cominciare a... Le cuffie no, ma se ti dico cosa ho di Aspetta un rotto attimo. No, cioè se sono rotte le cuffie, questa qua cazzo è importante la cosa. Mi senti? io sì. No, no, ti sento solo da una Come devi cuffia. sentire con le cuffie, no? Io. Questo è karma, te la sei tirata qualche diretta fa che avevi le cuffie più buone, queste hanno 20 anni, adesso te. No, no, non vorrei aver pestato il filo con la sedia. Che devi tranciare proprio. Vabbè, vabbè, Mi sto Sabrina, ancora che si meravigliando. salutano. Eh? Io sono ancora sconcertato del fatto che è già passato più di un anno. Di solito quando un film, dopo un anno dopo che è uscito al cinema, dopo esattamente un anno esce su Sky, ancora non è uscito Avengers Endgame. Sono veramente proprio, guarda, Vabbè, sono io l'ho visto su Sky. La Avengers maledizione della prima Endgame. cuffia. Eh sì, Quando? l'ho comprato. Ah, ok. A Vabbè, Cighetti. e arriva. Che cazzo ci fai sull'amaca? Ma non stava lavorando, cazzo, ma Stavo secondo me la puntata lavorando. stava Sto, lavorando sto- sull'ama. sono appena arrivato dal lavoro adesso, mi sono seduto qua in terrazza, ma sta piovendo. Electroflash. È Sta l'alma piovendo. del... La amaca è attaccata al muro. È l'amaca. L'amaca. Ti saluta Sabrina. Come mai, ragazzi? Eh? Come va? Cosa c'è? Io ero qua che stavo studiando, lui ha mandato il link, quindi... Ma sì, ho fatto una direttina, qui stavo montando un video. E ho detto, boh, Beh, facciamo un salto. lunedì ho fatto forza massima alle gambe con lo squat. Sto riprendendo a camminare adesso e le ho fatte lunedì. Porca puttana. Oh.
Se venivi con me sulle scale ti facevi la stessa storia. Se venivi avanti ancora mi do un pugno. No, Esatto. no, perché Ma c'ho mio padre, chi è c'ho che mio passa padre qua qua, davanti? c'ho mio padre qua, mi ha appena mandato le direttive di Emiliano, del governatore della Puglia, e le sto leggendo adesso, fase 2 in Puglia. Emiliano emana ordinanza, ripartiamo in sicurezza. E in videoconferenza con i sindaci dal 4 maggio, obbligo di quarantena domiciliare di 14 giorni per chi rientra da fuori regione per soggiornare in Puglia. No! Cos'è obbligo? Di quarantena domiciliare di 14 giorni per chi va giù e per chi ritorna giù in Puglia deve stare 14 giorni. Poi no. E mio padre No. voleva tornare su, che doveva sbrigarsi delle cose per poi ritornare giù. Porca troia, che notizia di merda. E aspetta. E meno male che è giù. Ok, Sì, manutenzione nelle seconde case di proprietà. Carmine, meno male. Dunque stracontento, da domani 29 aprile, perché può partire. Ok, manutenzione nelle seconde case di proprietà, da domani 29 aprile. Ok, ristorazione con asporto con divieto di consumazione all'interno e all'esterno. Ok, toilettatura animali di compagnia. Ok, pesca amatoriale. Ok, di attività di manutenzione e riparazione di imbarcazioni da diporto. Ok, accesso ai cimiteri. E prorogate le ordinanze, e il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, è nato oggi, vabbè. Comunque, Gigi, andiamo a manutenzione pesca. nelle seconde case di proprietà, adesso non so se è riferito a quelli che abitano distante o no. Sì. Ma però si può andare a pesca. Io voglio andare a pesca col Gigi. Gigi, sei mai andato a pesca? Pesca, se non sei capace, no. Sì. Sì. Beh, so pescare, Sì, tanto tempo fa. Anch'io. Cioè, non sono Sanpei, però ogni tanto... Però è meditativa la pesca, è una figata. Michele Facci, ciao a tutti. Comunque oramai il Beppe per me è il dietologo. Sì, fra un po' anche nella vita reale, quindi... Con il problema Xylella non ho fatto niente. Ah, per quello diceva Mirko. Ah. No, ho letto adesso il messaggio di Mirko che diceva Emiliano, ma voi almeno avete Zaia quel problema Xylella. Guarda, quello non ci voglio neanche pensare, perché io quest'estate è andato via Gigi, è caduto. Non ci voglio neanche pensare, perché quest'estate ho fatto un giro giù negli olivi, quelli secolari, da piangere. Il Gigi è caduto, ma proprio dall'amaca, secondo me. Sì, si è fatto male. Getto. Vabbè, adesso se rientra, dai, facciamo un saluto che chiudo anch'io, ragazzi, vado a fare da mangiare. Eccolo. Ciao, buon appetito. Allora. Gigi, sì, hai visto l'idea per il video oggi? Sì, sai che mi ha scritto Balotelli? Balotelli. No, ma gli hai scritto? Gli hai scritto Balotelli? No. No, perché voi... Allora, ragazzi, non lo sapete, mi chiama un mio amico oggi. Sì, è vero. Beppe, vai sul profilo di Balotelli su Instagram. Perché? Vai sul profilo di Balotelli. Guarda sul profilo, guardo nelle history e Balotelli ha caricato il nostro video del robottino. Balotelli, quindi, che è lo stesso che ha caricato tempo fa Cecchetto, anche Staffelli, senza il nostro logo, senza niente. È bello, è così. No, in quello di Mario c'è. In quello di Mario c'è. No, ma la qualità è scadentissima. Cioè, la qualità ma non c'è ringraziamento alla fine che mettiamo. No. No, però c'è il loghetto Cacafocu, c'è. Capirai. Vabbè, insomma, ragazzi. Gigi, la Sabrina qua dice organizza una serata Remember Jolly sulla tua terrazza. Guarda che terrazzone, cioè adesso il Jolly è metto 2 lucette colorate il Jolly cos'è? Mozambano il Jolly? Ma che Mozambano? Roncoferraro. Mi ricordo quella volta, ma ero con te Gigi quella volta che suonavi al Jolly. Sì, c'ero anch'io. La scena appena scesi dall'auto abbiamo visto una scena da immortalare. Perché io sono andato con voi la prima volta, ma mi ci avete portato dopo che ci siete stati voi. Sì. Ma qual è quella per ridere. Appena scesi, qual era? No, c'era un tipo, avranno avuto due signori, avranno avuto sui 70 anni, ma buoni,
e erano fuori dalla macchina, prima di montare in macchina, si stavano salutando, c'era l'amica di lei in macchina, l'amica sempre 70 anni, e loro due fuori dalla macchina che hanno fatto due chiacchiere, poi a un certo punto e poi a un certo punto ho visto la mano del tipo sulla testa. Un bacio col caschè, cioè c'è stata una scena. No, è mano sulla tetta anche, mondiale. Bacio col caschè, devi stare attento perché a 70 anni fai il caschè, senti crack, ritorna che è spezzata in due. Ma infatti, poi dentro, cioè, dentro c'era pieno di giovani comunque. Vabbè ragazzi, vado a fare da mangiare, dai, ascoltami. Allora, vi ricordo sabato e domenica dalle 19 alle 20 siamo in diretta e avremo degli ospiti, vabbè, Grezza e Dario mi hanno detto che ci sono, Damiano Scalabrini di Telequarantena c'è, e qualcun altro sta aspettando delle risposte. Comunque avremo degli ospiti e faremo quello che avete visto in questi 20 giorni continuativi di diretta, lo faremo però ad un altro orario, dunque dalle 19 alle 20 sabato e domenica prossimi, non mancate. Bueno, va. Allora, ragazzi miei, ciao a tutti, buon appetito. Samagnito Gigi, Samagnito. Non lo so, devo ancora andare a vedere cosa ha preparato la donna. Ma lui non glielo domando neanche perché mangerà qualche sorta di farro. No, mi faccio i carciofi e poi vediamo perché mi sono fatto il budino d'albume. Budino d'albume. È un budino, però te lo fai solo con l'albume, il cacao amaro, e per dolcificare ho messo un po' di stevia. Ok. Ok, io piuttosto salto. Io pollo impanato. Non potete capire. Lo so, Valentina, ciao Vale. Già a pensare a un budino di albumi, cioè, mi viene già non mi attira. Liga. È come decidere di guardare è come decidere di guardare un porno però su Telenuovo degli anni 90 che tagliavano le scene, comunque ti fa quella rabbia, no? Che... a proposito, porno in bianco e nero con la pellicola, sai, quella strisce colori, la striscia azzurra sopra. Cioè, una roba a proposito, a prescindere di sabato e domenica che facciamo la diretta dalle 19 alle 20, domani sera noi ci vediamo, no? Qua. Bobo? Sì. Sto aspettando che dovevamo fare il nostro solito conclave. Bravo, allora noi domani sera siamo qua che discutiamo tra di noi dentro il programma, così facciamo anche meno fatica. E non è detto che vada a premere su Go Live, dunque domani sera state su quelle antenne che magari vi facciamo un saluto. Va bene? Bravo. Bene. Ragazzi, io guarda, nel salutare la tortorella Sabrina, prima. che ti dice Gigi che se vuoi puoi fare il suo congiunto. Si vede? Tortorella, sì, è pieno di uccelli che... Gigi sul cammino. Nel concludere saluto anche Sara Mensel, ciao Saretta, Valentina, ciao Vale e Vittorio. Gigi te viene l'albume a Iovi, capisci a me. Ciao Gigi, ragazzi, ci sentiamo, dai. Un attimo, Gigi, se domani se vengo da te posso dire ai carabinieri che sto andando dal nonno. esatto. Se avete bisogno di muovervi, Gigi ma chi è che passa davanti? Chi è che continua a passare davanti? E dite che state andando dal nonno. Dite che state andando dal Gigi e dite che state andando a trovare il nonno. Esatto. Vabbè, dai, ti aspetto, dai. Ciao ragazzi. Okay. Ciao.